sei rossa in viso, hai corso o stai poco bene ancora? Va bene, ma ha una tempora fantastica, Sveva, ti ringrazio. Allora, adesso andiamo all'intervallo e io non ti ho messo, sai cosa metti? Allora, cominciamo così, visti i tempi, i Goblin profondo rosso. Tra poco partiamo con quello. Vai. Un jingle. Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart. Ciao belli, sono Max Martinelli. Con la DJ Isabi vi aspetto per farvi fare tanti saltelli con la Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale. Dalle 23 il sabato, se avete voglia di dance, vi aspetto con la Exclusive Dance Chart. Tanti saltelli con la B e il Martinelli. Exclusive Dance Chart. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252.
Riprendiamo. Stai ascoltando Radio Grazie Libertà, Sveva, e la tua credo ci sia voce anche una libera, telefonata che sta senza aspettando, filtri, quindi la né parola chi ce l'ha. Pronto? Ciao Pierluigi, sono Vito Coviello da Matera. Certo Ciao. che con questa musica mi hai fatto venire un brivido sulla schiena. È strano come una musica può evocare alcune sensazioni. Nel mio buio evocava la morte, lo scorrimento del sangue, il gocciolio del sangue. Una cosa incredibile. Io lo ricordo quel film, aveva dei colori, perché poi è importante anche come la fotografia del film. Quel film in particolare aveva dei colori virati sul rosso, molto flu come colore, contrariamente agli ultimi film che poi erano con dei colori molto accesi. Che dire? Parlavi prima del senso della cattiveria che c'è ad oggi. Curiosamente o dolorosamente, in Guerra e in Pesta non è beato chi resta, ma stranamente la gente, anziché, ecco, vedi la pandemia, le guerre, la povertà, anziché riunirsi, abbracciarsi, anziché solidarizzare, si divide ancora di più. Non so se ti ricordi quel vecchio film di Giancarlo Giannini, Pasqualino Sette Bellezze, in cui un italiano finisce in un lager e lì incontra un anarchico che gli parla della politica che lui non capisce, lui napoletano non capisce, e questo gli dice: un giorno arriveremo che per le guerre, per l'inquinamento non avremo di che mangiare. Quando lui torna a Napoli, al suo paese, dice alla sua donna che nel frattempo per sopravvivere è diventata una donna di vita, una signorina, come si usava dire a quel tempo, gli dice: diamoci da fare, dobbiamo fare molti figli perché ci dobbiamo difendere. Ecco cosa accade curiosamente nella vita. Poi per quanto riguarda il Manzoni, quanto amavo il Manzoni, mi piaceva poi quel grande romanzo, un grande romanzo storico, lui che andò, non conoscendo bene il toscano, a lavare i panni in Arno, si fece spiegare com'è la lingua toscana credo da una cameriera toscana di Firenze per avere una scrittura più, diciamo, in italiano, quello che oggi noi conosciamo. E seguivo molto quel film, alcuni l'hanno considerato un mattone, ma era bellissimo, una grande storia d'amore contestualizzata in quel periodo storico, che andava su Rai 1, si ricordo bene, e poi a scuola i commenti che si facevano, lo studio e compagnia, veramente un grande romanzo, un libro che rappresenta, credo che questa storia qualcuno l'abbia vantata come reale anche dalla Sicilia, però in realtà poi una storia simile c'era un po' in tutti i posti, in tutte le città italiane del Medioevo, per cui c'è stava sempre quello che cercava con il proprio potere di fare il bel e il cattivo tempo, quindi tante storie forse si rassomigliano. Comunque è una storia italiana. Che dici tu, Pierluigi? Intanto, grazie. Io allora riconosco la grandezza del romanzo, ma non l'ho amato e non lo amo, però assolutamente. Tanto curiosamente, Lucia, Mondella e Tramaglino sono due cognomi siciliani. Mondella sicuramente è un cognome siciliano, mi sembra che Tramaglino. È oggi si direbbe un affresco dell'epoca, poi naturalmente ci sono tante note, come ha scritto non so chi, che non lo amava da giovane, sicuramente c'è l'ironia, c'è la bravura ovviamente. Posso risponderti sul cinema, dove sono sicuramente più ferrato. Pasqualino Sette Bellezze non l'ho visto, ma so che Lina Wertmüller fu la prima donna candidata all'Oscar per la regia, non la prima donna italiana, la prima donna candidata all'Oscar, anche se poi non lo vinse, anche se lei, che era un vulcano, disse ma lo meritavo. Lina Wertmüller meritava sempre, era troppo forte. E poi su Profondo Rosso, infatti, quello che te lo ricordi benissimo, anche la fotografia, fece scuola negli Stati Uniti. Prima gli horror non venivano costruiti come li ha costruiti Dario Argento con Profondo Rosso, appunto. E tanto solamente parlava Vito, sono andato a vedere perché ero convinto che fosse Dante Spinotti alla fotografia, invece è uno sconosciuto, ma evidentemente
è tutto il lavoro di Dario Argento poi alla fine, o comunque le scelte. E allora, andiamo avanti con i genetriaci veri e propri. Voi potete adesso avete capito che è ripristinato grazie all'avvento di Sveva, è ripristinato il servizio telefonico 02 92 94 7222, mentre WhatsApp andava anche prima 340 670 9659. Allora, vediamo, questo è ancora Maurizio. Abbiamo vecchia storia per l'Italia, non tanto per la bravura, ma perché vogliono essere liberi di attraccare sulle coste e gli attentati altrove come il vecchio Lodomoro. Se colpiscono da noi rischiano il blocco dei clandestini. Vogliono sbarcare sempre. Maurizio che commenta il tema che tratteremo con Francesca Musacchio nel oltre la pagina. Ma noi stiamo nel nutritissimo che giorno è, nei genetriaci, ricorrenze e commemorazioni. Ci sono anche oggi c'è l'SVG tra i sondaggetti realmente demoscopici, mentre la musica c'è la musica da camera di Boccherini. Avete sentito i Goblin di Profondo Rosso, perché Claudio Simonetti, che è anche figlio d'arte, e poi Falco del commissario Amadeus. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? No. Pronto? È caduta la linea. È caduta la linea, speriamo non si sia fatta male. Questa è di Squadron comunque, non è mia. Allora, dei mitici Squadron. Allora, stiamo aspettando l'arrivo intanto, è il genetriaci del primo giorno di Ventosa, mese del calendario repubblicano. Per tutti è un mercoledì 19 di febbraio, anno domini 2025 o 2025, che dir si voglia. Allora, vediamo se abbiamo ripristinato la telefonata. Pronto? Pronto Pierluigi, Marco da Torino, e non potevo Ciao. non telefonare visto che Profondo Rosso è stato girato a Torino, nella Sì, gotica sì. Torino, nella Torino della magia, del triangolo magico, Torino-Lione-Praga. Sì, ma le tue trasmissioni sono agrodolci perché sono bellissime, interessantissime, però ti fanno capire il tempo che passa, mi fai fare dei salti nel passato incredibili. Grandissima anche la colonna sonora, mi pare fosse del figlio di Simonetti, no? Sì, i Goblin. Ecco, sì, ma appunto quel periodo lì era veramente notevole, perché tu hai citato poi ovviamente I Promessi Sposi, ma a quel tempo la Rai, ma anche un po' dopo, faceva vedere cose interessantissime. Non ho capito, poi magari metti un sondaggio fra gli spettatori, se la televisione ha fatto rincoglionire la gente o se la gente è rincoglionita di suo, perché non è possibile ci sia un salto così drastico nei gusti, nelle mode. Cito anche altre trasmissioni a comiche, non so se ti ricordi Il Poeta e il Contadino, per me è stata una delle trasmissioni satiriche comiche più belle che abbiano mai fatto, con Cocchi Renato, Iannacci, ma gente di livello altissimo, come era gente di livello altissimo gli stessi Caroselli. Se ti ricordi Carosello, c'erano del calibro di Lina Bolonghi, Volpi, Cesare Polacco, Rina Morelli, cioè c'erano delle persone, c'erano degli attori, super attori, che veramente non se ne vede nemmeno l'ombra, abbiamo quel che ci meritiamo forse. Vabbè, ciao, ti ascolto, arrivederci, ciao. Grazie per l'intervento. Sì, mi sembra che sia un deterioramento costante. È deteriorata la TV come sembra essere deteriorato il tessuto connettivo della cultura della società italiana, tanto per essere ottimisti, no? Ma c'è un'altra telefonata che sta aspettando. Pronto? Signor Pellegrini, io avevo detto 15-20 giorni fa che Tajani può farsi le valigie e subentrare la signorina Marina Berlusconi.
Ora, a questo punto, io ho letto in biblioteca che Forza Italia, che fa parte del PPE, è stata bruscamente richiamata appunto da Marina Berlusconi a sostenere coerentemente, sembra, l'europeismo del fondatore, anche in rotta di collisioni con le posizioni trampiane. E questo cosa obbliga, signor Pellegrini? Tajani a prese di posizione, mi sembra, più nette e meno mediatorie. Dunque, Giorgia Meloni a questo punto deve mantenersi in equilibrio sia sul fronte estero che su quello interno. Il suo silenzio non potrà proseguire a lungo, secondo me. La saluto e buona giornata. Grazie. Io avevo letto che Tajani ha detto no, ma non è cioè sta arrampicandosi, è in effettiva difficoltà, ma sta arrampicandosi sugli specchi. No, ma Trump e Putin non è una cosa che di poca importanza, eccetera. Alessandro, allora, Alessandro, che bello, che bello, che bello, grazie. Non dico altro, grazie davvero. Allora, vedo di continuare così, sempre meglio, cercare di fare sempre meglio. Allora, il primo genetriaco è Niccolò Copernico, quando il sistema eliocentrico che si andò a sostituire quello del geocentrico, quello un po' vaticano, e poi insomma la rivoluzione copernicana si dice ancora oggi. E abbiamo un'altra telefonata, pronto? Ciao Pellegrini, sono Marco da Mantova. Ciao. E non volevo chiamare, ma la signora Lisetta mi ha stimolato. Infatti anch'io penso quello che ha detto lei. E mi aggancio al discorso di Breivik e dell'immigrazione, in quanto ci sono forze politiche, e facciamo riferimento ai nostri amici, la cui proprietaria praticamente ha detto che devono allinearsi all'europeismo, ma lo sapevamo anche prima che Forza Italia è sempre stata una forza politica europeista, in quanto i proprietari di Forza Italia hanno degli importantissimi interessi a livello economico, finanziario e europeo, quindi non possono sganciarsi dall'europeismo, altrimenti gli crollano gli affari. Questi stessi politici sono quelli che stanno mettendo i bastoni tra le ruote a Giorgia Meloni e soprattutto alla Lega. Ci rendiamo conto, ad esempio, quando c'è stato il problema dei centri di rimpatrio in Albania, chi è che ha storto il naso e che ha alzato il ditino che non andava bene o che c'era qualcosa da modificare? Chi è che ancora adesso storce il naso e avanza dei distinguo sul velo in Lombardia, della proposta per l'abolizione del velo islamico nelle scuole e nei luoghi adatti al pubblico in Lombardia? Sono sempre gli stessi che sarebbero pronti a concedere le proprie figlie ai musulmani e fargli mettere il velo in testa senza alzare un dito. Perché? Perché anche i musulmani con diritto di voto, perché con la cittadinanza e tutto il resto votano e quindi non sono molto diversi dal PD. Cambia soltanto la bandierina, ma la sostanza è la stessa. Ultima cosa riguardo ai Goblin e a quello che dicevano precedenti ascoltatori. A cosa servono i media? I media servono a modificare le mode. Come mai la canzone italiana, io della quale non sono mai stato un grande stimatore, pur avendo lavorato in radio e in discoteca per 30 anni, oggi come oggi è così scadente? Semplicemente perché chi manovra la musica italiana porta avanti delle mode diverse, che vengono a snaturare quella che è stata la musica italiana dal dopoguerra ai giorni nostri. È vero che il mondo è in continua evoluzione, però lo si sta facendo evolvere sempre in peggio. Questo vale anche per qualsiasi aspetto artistico, perché l'anima dell'uomo del futuro sarà perché l'identità dell'uomo del futuro sarà senza anima, secondo me.
e ci vogliono portare alla completa disumanizzazione. Perdonate praticamente la mia negatività, ma io la penso così. Ciao a tutti e grazie. Grazie anche a Marco. Il tempo stringe, quindi devo continuare velocemente. Ve l'ho detto, Luigi Boccherini da Lucca, musica da camera. Vincenzo Monti, poeta, scrittore, traduttore, neoclassicista. Celebre la disputa letteraria con Ugo Foscolo, che era nato a Zante, diciamo, area greca, anche se la famiglia era veneziana. Foscolo ce l'aveva con Monti, perché si dice che Monti Monti aveva tradotto in italiano l'Iliade di Omero, però si dice che per tradurla si è avvalso di altre traduzioni, avesse un po' copiato, insomma. E Foscolo diceva: questo è Vincenzo Monti, poeta e cavaliero, gran traduttor dei traduttor d'Omero. Siamo nel classicismo, la Grecia, insomma, andiamo avanti. Lucio Fontana, adesso tra un po' devo chiedere a Sveva di tapparsi le orecchie perché dovrò essere volgare. Allora, la prima volta che ho visto i famosi tagli di Lucio Fontana, io sono partito, ma tanti anni fa, e sono partito, e qui siamo, l'idea dello spazio, lo spazio che è insieme, vicino a noi, e questi tagli significano che possiamo spostarci, che possiamo davvero creare delle dimensioni, eccetera. Lucio Fontana, autore dei famosi tagli. Un giorno gli hanno chiesto: ma a cosa si è ispirato per i suoi tagli? Adesso la devo dire la parolaccia perché sennò non si capisce. Disse alla figa della Roberta. Mi è caduto il mondo addosso. Il bello è che la mia compagna Rosalia diceva che era proprio quello. Tutta la poesia, l'arte, i discorsi, andiamo avanti. Lee Marvin, grandissimo. C'è Il duello nel Pacifico con Toshiro Mifune, fantastico, ha avuto una nomination, un Oscar. Lui era il cattivo, era Liberty Valance nel celeberrimo L'uomo che uccise Liberty Valance, un disegnatore meraviglioso, un artista, un pittore, Renzo Vespignani. Davvero, io lo amo tantissimo. Paco Rabanne vestì Jane Fonda in Barbarella di Roger Vadim. Io apprezzo molto anche il suo profumo. È scomparso nel 2023. Massimo Catalano, Quelli della notte, il lapalissiano Massimo Catalano. E il relativismo ne aveva anticipato i nefasti effetti negli anni 90 Pim Fortuyn, leader olandese ucciso, possiamo dire sovranista, ante litteram, ucciso nel 2002. Claudio Simonetti, figlio d'arte, quindi non il cognome del padre, perché suo padre era Enrico Simonetti, grande personaggio, prematuramente scomparso, maestro, direttore d'orchestra e anche altro. Il tennis di Corrado Barazzuti, che arrivò al 7° posto, il Furlano, il Cimuttone, Corrado Barazzuti. Attilio Bettega, scomparso in un incidente nel 1985, rally Trentino. E poi Massimo Troisi. La poesia non è di chi la scrive, è di chi gli serve. Ho messo, non so se ce l'hai, solo pochi secondi. Marie, tu ce l'hai? Lo sentiamo perché Massimo Troisi lo merita. Vediamo, lo facciamo partire sperando che non ci sia la pubblicità. Infatti i giovani usano Spotify, noi vecchi usiamo YouTube. Sentiamolo insieme, la smorfia. È finito. Per tu Marie, vabbè, comunque intanto vediamolo come intro.
Sócrates, Brasileiro Sampaio de Souza, Vieira de Oliveira, in arte Socrates, un grandioso calciatore brasiliano, la democrazia corinziana, perché lui nella squadra brasiliana del Corinthians fece cacciare l'allenatore e praticamente ci fu l'autogestione, ma se non sbaglio vinsero comunque. Lui era anche laureato in medicina, Socrates, perché suo padre era un postino che però amava tantissimo studiare e appunto infatti aveva chiamato Aristoteles, eccetera, aveva questi nomi gli altri figli. Falco, allora 13:27, facciamo se l'hai pronto, facciamo un Der Kommissar. Lui si chiamava Johann Holzel. Falco, molto, cioè, divenne molto famoso negli anni 80 per queste due canzoni, Der Kommissar e poi Amadeus. Ma sentiamo Der Kommissar. Check it out, Joe. Ha. Two, three, four, 1, 2, 3, na es ist nix dabei, na wenn ich euch erzähl die Geschichte. Nichtsdestotrotz, ich bin es schon gewohnt, im TV-Funk, da läuft es nicht. Tja, sie war jung, das Herz so rein und weiß und jede Nacht hat ihren Preis. Sie sagt, to the sweet, you got rap to the heat, ich verstehe, sie ist heiß. Sie sagt, babe, you know, I miss my funky friends, mein Jack und Joe und Jill. Mein Funkverständnis, ja, das reicht zur Not, ich überreiß, was sie jetzt will. Ich überleg bei mir, ihr Nasen spricht dafür, wäre das nicht noch Rauch? Die Special Places sind dir wohl bekannt, ich mein, sie fährt ja U-Bahn auch. Dort singen's Radine dumm, oh oh. Schau, schau, der Kommissar geht um, oh oh. Er wird dir anschauen und du weißt warum. Die Lebenslust bringt die um. Alles klar, Herr Kommissar. Hey, wanna buy some stuff, man, huh? Did you ever rap that thing, Jack? It's a rap to the beat. Wir treffen Jill und Joe und dessen Bruder Hip und auch den Rest der coolen Gang. Sie rappen hin, sie rappen her, dazwischen kratzen's abgewendet. Dieser Fall ist klar, lieber Herr Kommissar, auch wenn Sie anderer Meinung sind. Den Schnee, auf dem wir alle talwärts fahren, kennt heute jedes Kind. Jetzt das Kinderlied. Oh, oh, oh. Schau, schau, der Kommissar geht um, oh, oh, oh. Er hat die Kraft und wir sind gerne und dumm. Und dieser Frust macht uns stumm. Radine dumm, oh, oh, oh. Schau, schau, der Kommissar geht um, oh, oh, oh. Wenn er dir anspricht und du weißt warum, sag ihm, dein Leben bringt dich um. Alles klar, Herr Kommissar. Tja, 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 tja. Tja, 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 tja. Radine dumm, oh, oh, oh. Schau, schau, der Kommissar geht um, oh, oh, oh. Er hat die Kraft und wir sind gerne und dumm. Und dieser Frust macht uns stumm. Ah, la, 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 la. Radine dumm, oh, oh, oh. Schau, schau, der Kommissar geht um, oh, oh, oh. Wenn er dir anspricht und du weißt warum, sag er, dein Leben bringt dich um. La, 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 la. Radine dumm, oh, oh, oh. Rientriamo 13:30 velocemente, chiudiamo questi genetriaci. Lui si chiamava Johann Holzer, l'austriaco Falco. Nick 900, in arte Leonardo Sottani, protagonista di alcuni film di Pupi Avati, e poi prematuramente scomparso a 23 anni. Vincenzo Scifo, origine sicule, belga, di nazionalità, ha giocato anche nell'Inter.
Benicio del Toro, 2 nomination, un Oscar, ha fatto diversi film di successo, ha detto di sé, se l'avete presente, ho le occhiaie da prima che andassi al liceo. E poi Mauro Icardi, che è stato anche capitano dell'Inter, ma ha fatto più danni all'Inter lui di tutta la storia juventina messa insieme. Un disastro, un disastro. E adesso andiamo con velocemente i sondaggetti, i rilevamenti demoscopici. Abbiamo, come ho anticipato, l'SVG acquirente la 7, Fratelli d'Italia 29,8, Partito Democratico 22, 5 Stelle 11,9, Forza Italia 9,3, Lega 8,2, Verdi e Sinistra 6,6, Azione Calenda 3,1, Italia Viva Renzi 3. 13:32, sono in ritardo, quindi chiudiamo subito e poi tra poco per parlare della rapsodia manzoniana. Va ora in onda Oltre la pagina. Er war ein Punker und er lebte in der großen Stadt. Es war in Wien, war Vienna, wo er alles tat. Er hatte Schulden, denn er trank, doch ihn liebten alle Frauen. Und jede rief, da kann man Rock me Amadeus. Er war Superstar, er war populär, er war so exaltiert, because er hatte Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rockidol. Und alles rief, da kann man Rock me Amadeus. Du mit Es war um 1780 und es war in Wien. No Plastic Money anymore, die Banken gegen ihn. Woher die Schulden kamen, war wohl jedermann bekannt. Er war ein Mann der Frauen, Frauen liebten seinen Punk. Er war ein Superstar, er war so populär, er war zu exaltiert, genau das war sein Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rockidol. Und alle suchten noch heute Captain Rock me Amadeus. Amadeus, 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 Amadeus. Amadeus, 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 Amadeus. Come on, rock me, Amadeus.
Va ora in onda, terza pagina. Radio Libertà, oltre la pagina, terza pagina di oltre la pagina, parliamo di rapsodia manzoniana, cioè parliamo di Manzoni e non solo, parliamo di un progetto che è stato anche presentato lunedì nel Palazzo della Regione Lombardia, al Pirelloni, quello nuovo, e, se non sbaglio, e poi soprattutto è un lungometraggio, un docufilm, insomma, che è disponibile anche su Rai Play e che ha molti aspetti interessanti, e ne parliamo, lo abbiamo in linea con il produttore di questo progetto, Daniele Rampello, della Rampello Partners, poi c'è la collaborazione anche della Rai, come vi ho già detto, di FNM SPA, di A5. Ma intanto benvenuto e grazie per essere di essere ai nostri microfoni, dottor Rampello. Grazie a voi dell'invito, per parlare di questo progetto. Grazie mille. Allora, è un percorso dei luoghi manzoniani per quasi un ponte, no, tra passato e futuro, perché parliamo di Manzoni in termini culturali, spirituali, della sensibilità, non solo romanzo, viene da dire. Devo dire anche, dottor Rampello, che quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno è un bel invito, secondo me, perché è stato un incipit. Io glielo dico, non amo i Promessi Sposi, anche se ne apprezzo, cioè posso constatarne la grandezza, ma quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno è un incipit fulminante e è invitante. E poi un'ultima cosa prima di dare la parola: c'è un dato che mi ha colpito molto favorevolmente, è che è un progetto interamente gestito, portato avanti da under 35 in tutte le fasi, anche mi sembra coloro che interpretano gli attori, insomma, sono tutti under 35, un progetto fresco per un romanzo dell'Ottocento, ambientato nel Seicento. Prego, a lei la parola per spiegarci come nasce e in cosa consiste questa rapsodia manzoniana. Prego. Allora, diciamo che intanto facciamo un incipit anche noi su come nasce, da chi viene l'idea. Diciamo che questo progetto nasce da un'idea di Monsignor Davide Milani, insieme a Mauro Piazza, sottosegretario della Regione, che appunto volevano raccontare Manzoni e soprattutto anche il territorio lecchese, perché appunto quel ramo del lago di Como, oggi a mezzogiorno, è oggettivamente più dimenticato oggi nel panorama del lago, contro invece Como che vive una grande rinascita. Per cui parte da una loro idea, da un loro stimolo che noi raccogliamo insieme a Daniele Rampello, che dà la tematica della rapsodia, quindi del rammendo tra diversi stili e stilemi, dal teatro al cinema, appunto tutti quelli che sono stati toccati da Manzoni, e noi come produzione lo prendiamo in capo e decidiamo di svilupparlo. Quello che lei ha detto, un ponte tra passato e futuro e presente, virgola, nel senso che in realtà la bellezza di questo romanzo è il fatto che sia un po' sempre attuale, cioè poi l'attualità del romanzo è insita nel momento in cui lo si legge. Io devo dire che, lo dico pubblicamente, i Promessi Sposi e Manzoni, quando l'abbiamo fatti a scuola, personalmente io non li ho vissuti benissimo, come immagino tantissimi possono concordare con me. Ho avuto modo, grazie a questo progetto, di poter riprendere in mano l'autore e l'opera. Devo dire che ho scoperto
tantissime sfumature, tantissimi approfondimenti sull'autore stesso, che era un personaggio veramente poliedrico, pieno di aneddoti veramente interessanti, ed è attualissimo, il romanzo stesso è attualissimo. Però diciamo che noi siamo partiti da un assunto: effettivamente prodotti su Alessandro Manzoni e sui Promessi Sposi, fatti in maniera didascalica, diciamo autorevole, da professori, ce ne sono tanti. Come possiamo prendere in carico questo tema e renderlo un prodotto, come lei giustamente ha detto, più fresco? Trattiamo la tematica dal trattamento, quindi dalla prima stesura del soggetto, alla post-produzione, la colorist, il mix audio, tutto quanto, con un team di under 35 che devono prendersi in carico di raccontare questo autore. In realtà noi abbiamo 4 pilastri da tenere presente: l'autore, quindi Alessandro Manzoni, l'opera I Promessi Sposi, i personaggi dei Promessi Sposi con tutte le loro peculiarità e sfumature, e il territorio lecchese. Per cui insomma condensare questi 4 aspetti in un prodotto da 52 minuti è stata sicuramente una bella sfida. Devo dire che penso di poter dire che abbiamo confermato un concetto che in Italia facciamo veramente fatica a capire, che non serve avere 50 anni di esperienza per poter fare qualcosa di qualità. Ecco, la qualità è insita nelle persone, che siano esse giovani o più, diciamo, mature. Questo mi sembra di averlo sottolineato con questo prodotto qua. Sottoscrivo. Tra l'altro, con questa scusa, noi vecchiacci, sono un boomer. No, dottore... Io ho un'età anagrafica giovane, ma in realtà io mi definisco quasi, sono sul prepensionamento, per cui poi anche lì entriamo sul discorso del fatto che l'età è totalmente, diciamo, soggettiva in base all'individuo, l'anagrafica è tutt'altra storia. Però diciamo che noi spesso cadiamo in questo pregiudizio appunto anagrafico, nel giudizio della professionalità personale. Sì, allora glielo dico da boomer, che comunque sono stato giovane, forse. Quello che lei dice è particolarmente corretto, anche perché le cose sono peggiorate. Un po' di pregiudizio magari c'è e forse si può umanamente capire, ma diventando sempre più anziano ho scoperto che tanti miei coetanei e quelli più vecchi di me hanno usato la scusa della gioventù per vivere di rendite di posizione. No, ma tu sei giovane e non puoi farlo, così intanto, oppure tu sei giovane e fai quella roba lì. Così tu, che sei arrivato là, impedisci a qualcuno di venire a scalzarti e a fare le cose meglio di te. E quindi sottoscrivo completamente quello che ha detto, anche se ho un'età diversa, molto molto diversa. Tra l'altro, cioè, quando ero giovane il dibattito era, quando si parlava di letteratura, di arte, eccetera, che gran parte di poeti, musicisti, scrittori e autori, anche intellettuali stessi, anche se lì per gli intellettuali è un discorso diverso, c'era proprio anche un riferimento anagrafico. Diciamo che dopo i 30 era difficile che qualcuno potesse fare meglio. Il meglio si poteva fare entro i 30 e 35, dopo no. Quindi lei è nell'età giusta. Ha 21 anni, per cui voglio dire, se a 21 anni quello fa la pietà, chissà quante cose possiamo fare anche noi. Il tema sicuramente è che c'è stato un cambio di paradigma, dove l'età giovane è dedicata alla costruzione personale, che trovo molto giusta. Il tema, lei giustamente ha sottolineato, che spesso è stata un po' una scusa, e siamo arrivati a una stagnazione magari proprio per quello che sottolineava lei, cioè di tenere buone lì le posizioni per mantenere la mia con un minimo, diciamo, sforzo, senza far arrivare gli altri, perché ci sarà il tuo tempo, non preoccuparti. Però ecco, il tempo è veramente relativo, poi entriamo in discorsi da massimi sistemi. Non me la sento forse in questo momento. No, ma parliamo di rapsodia manzoniana. Esatto. Comunque con me, diciamo, si casca bene anche in modo casuale, perché io ho avuto l'esempio di mio padre. Mio padre aveva sempre massima fiducia nei giovani. Proprio mio padre era l'immagine di Largo ai giovani. Bisogna credere, bisogna spingere, bisogna mandarli avanti, bisogna mandare avanti i giovani. Quindi, avendo avuto lui come esempio, l'ho in qualche modo, pur contestandolo spesso e volentieri come devono fare i giovani, assolutamente. Allora, continuiamo su questa rapsodia. Mi interessa anche sapere come, anche dal punto di vista stilistico, che scelte sono state fatte. C'è una compagnia teatrale che io mi sono permesso di scrivere nella presentazione che preparo per Facebook, decide quasi un metodo Stanislavski, recandosi nei luoghi dove si svolge il romanzo I Promessi Sposi.
e c'è questo lavorio di approfondimento immersivo, ha scritto qualcuno in qualche articolo che ha parlato. Ho letto un po' di articoli, tutti molto positivi nei confronti comunque di questo documentario. No, Partiamo una domanda, io sono un cinefilo, dottor Rampello. Stilisticamente che riferimenti vi siete dati? Ho ammesso che ve li siete dati, che non abbiate fatto invece scelte magari di ordine un po' più sperimentale, cioè di ordine diverso. Allora, diciamo che tendenzialmente il tema è rapsodia, quindi appunto rammendo di diversi stili e stilemi, perché il tema era anche questo, cioè Manzoni, I Promessi Sposi sono un testo letterario, che però poi ha influenzato e prodotto prodotti per la televisione, per il cinema, per il teatro, quindi anche lì una rapsodia di vari appunto stili artistici che raccontano questa cosa. Per cui noi siamo partiti da lì, da questo ragionamento, che il tema rapsodia può essere applicato a tutto, dalla scrittura al modo di regia, di noi di applicare la regia. I personaggi, appunto, partiamo dalla compagnia teatrale, quindi questi ragazzi che si trovano a dover mettere in scena uno spettacolo sui Promessi Sposi e a un certo punto si interrogano proprio sul perché il mio personaggio fa questa scelta, perché vorrei sentire questa cosa, e alla fine abbiamo usato un po' l'escamotage pirandelliano di personaggi in cerca d'autore, quindi per capire meglio la genesi di quest'opera, il perché di queste scelte, poi la scelta è proprio una tematica centrale nell'ambito nell'opera dei Promessi Sposi e in tutto Manzoni, se vogliamo. Siamo partiti da lì per poi andare appunto alla ricerca sui luoghi lecchesi. Il regista dell'opera teatrale, quindi il personaggio interpretato da Alessandro Grima, pone agli studenti, dice ok, fantastico, andiamo a vederli questi luoghi, avete ragione, cioè capiamo da dove sono partiti e quindi in questo modo raccontiamo il territorio del lecchese. La rapsodia c'è anche in tutto lo stile di regia, lì chiaramente è stato il lavoro del regista al quale è stata data, diciamo, carta bianca nell'ordine, diciamo, di possibilità anche economiche e di tempo che avevamo come produzione, però di dire benissimo, decidi tu come affrontare questo tema, come affrontare questa scena qui. Quindi abbiamo molte scene girate con la Steadicam piuttosto che cavalletto fisso, camera larga, non c'è uno stilema ricorrente, costante, orizzontale, ma alti e bassi. Poi molto bello secondo me tutto la parentesi delle teche Rai con il racconto di quello che è stato in televisione e al cinema il racconto di Manzoni nel corso degli anni. Per cui abbiamo voluto veramente, diciamo, ripeto, noi avevamo 4 macro temi da raccontare, quindi il territorio lecchese, Alessandro Manzoni, i personaggi e l'opera dei Promessi Sposi. In 52 minuti sarebbe stato veramente difficile entrare nello specifico di ogni tema, per cui questo escamotage della rapsodia era per dare un senso del tutto, diciamo, di questo progetto e stimolare la curiosità poi dello spettatore, ecco, di chi fruirà di questo prodotto, per dire ok, forse non l'ho conosciuto così bene Alessandro Manzoni, forse i Promessi Sposi li ho fatti in maniera frettolosa, forse è il caso di andare a vedere Lecco, che non è male, anche perché poi una cosa che sottovalutiamo, Lecco è veramente a 35 minuti da Milano, è una città vicinissima, bellissima, tutto il lato lecchese del lago è splendido ed è una zona ancora veramente poco conosciuta. Io non sono milanese, ma diciamo anche ho fatto sondaggi informali tra i miei amici di Milano, chiaramente il lato a sinistra del lago viene nell'immaginario molto preferito. Perché? Dobbiamo andare a lavorare anche su questo, quindi diciamo noi abbiamo utilizzato questo escamotage di rammendo per toccare un po' tutti questi punti e speriamo il nostro risultato ideale è quello di stimolare la curiosità dello spettatore ad andare a toccare almeno uno di questi 4 macro temi. Ecco. Anche qui c'è assolutamente c'è un'affinità. Io sono un immigrato, sono del Trento, friulano e veneto, e devo dire che Lecco condivido completamente quello che lei ha detto. Non c'è molto altro da aggiungere. Temo anche che, visto che Como è sempre più sugli scudi, arrivano miliardari, divi, eccetera, e poi succederà come con la Toscana e le Marche, vedranno i lecchesi che arriveranno anche turisti, si spera per loro molto molto ricchi. E invece come si riesce? Allora io mi accorgo, l'ho detto, sono
ostile al romanzo, ma non diciamo come scelta personale, ma mi sono sempre accorto, grazie anche a questa mia ostilità, di come sia entrato, permeato nell'immaginario collettivo, anche forse grazie al celebre sceneggiato, tra l'altro Nino Castelnuovo che interpretava Renzo era di Lecco, tra le altre cose, l'attore scomparso recentemente. Fa parte, cioè qui quello che le chiedo, credo di capire che comunque ho capito anzi che I Promessi Sposi fanno parte dell'immaginario collettivo. Ricordavo negli anni '70 Gianni Brera, per irridere un attaccante del Milan che si chiamava Egidio Calloni, che sbagliava i gol, lo chiamava lo sciagurato Egidio. La monaca di Monza, cioè è costellato di personaggi memorabili comunque, Promessi Sposi. Appartiene a quello che è la memoria, a quello che è l'immaginario, lo ripeto per la quarta volta. Quindi una sua assoluta modernità, e volevo capire come, quindi penso di coglierla, e quindi ancora di più un docufilm, mi sembra molto adatto, no? Non siamo più nello sceneggiato degli anni '60, che forse sarebbe anche un po' come dire, poco attraente, poco interessante secondo me. Invece questa rivisitazione che avete operato, io purtroppo non ho fatto in tempo a vederla ancora, me ne dispiaccio, ma visto che è disponibile su Rai Play la guarderò volentieri. Può sempre recuperare, anzi dopo questa intervista mi auguro con una voglia in più di vederlo. Ma sai, il tema dell'attualità secondo me è fondamentale. Questo è veramente un romanzo che comunque, come dicevo all'inizio dell'intervista, è attuale nel momento in cui lo si legge. Io veramente l'ho vissuto 15 anni fa al liceo con tutt'altra metrica di sentimento. Oggi l'ho avuto modo di rivederlo, di rileggerlo, e ho trovato veramente un prodotto dove chiaramente chi lo legge in quel momento mette poi dei temi della sua vita e del suo momento storico all'interno del romanzo. Ricordiamoci che è un romanzo ambientato nel Seicento, scritto nell'Ottocento, con forti similitudini, voleva essere anche un romanzo di denuncia, se vogliamo. Oggi troviamo, come dire, degli elementi analoghi, da tutto il tema della peste, degli untori. Noi abbiamo avuto il Covid 5 anni fa, il tema della colonna infame, dei capi espiatori, insomma ci sono dei temi ricorrenti che nella società ritroviamo, chiaramente tra virgolette ammodernato, nel senso che chiaramente deve essere contestualizzato al periodo storico che viviamo noi oggi. E questo secondo me è la forza del romanzo, che ritaglia uno spaccato sociale, cioè non è una storia d'amore, I Promessi Sposi, è questo che secondo me viene frainteso, non viene spiegato neanche tanto ai ragazzi. Non è un romanzo d'amore. I Promessi Sposi non si baciano mai Renzo e Lucia, non c'è quel... Renzo non è il protagonista dei Promessi Sposi, sicuramente è un personaggio importante, ma è il contesto, è il racconto di quella società, la denuncia di quel momento storico che noi possiamo appunto rivivere anche oggi, e tutta la tematica della scelta, che per Manzoni è fondamentale, veramente fondamentale, ricorrente in tantissime opere, dove poi alla fine non è detto che scelga, effettivamente non è detto che la scelta venga fatta alla fine, perché questo è anche il grande tema manzoniano. E per quanto riguarda la rappresentazione, la messa in scena, lei ha parlato proprio di rapsodia. Io per esempio, adesso mi viene in mente, dottor Rampello, nasco con la cultura della videoclip, che ha influenzato molto il cinema degli anni '90, e mi interessava capire in qualche modo cioè, voglio dire, Sorrentino, che forse è uno dei più grandi registi viventi e sicuramente, secondo me, uno dei pochissimi registi italiani di grandissimo valore, è influenzato dalla cultura della videoclip. Lo si capisce guardando i film e lui stesso lo spiega, lo spiega nelle interviste. C'è qualcosa, possiamo trovare di quello che guardiamo tutti i giorni, anche attraverso i nuovi sistemi, nuovi, che ormai hanno 20 anni, cellulari, social, eccetera. C'è qualcosa che ci trasmette l'idea dei supporti delle idee, dell'uso dei medesimi, cioè dei supporti che possiamo ritrovare. Cosa c'è di moderno in questa rapsodia
manzoniana, di contemporaneo, perché moderno è una brutta parola usata in un contesto No, del certo. genere. Dove No, ritroviamo la contemporaneità? Dove troviamo l'oggi, secondo lei, in questo vostro lavoro? ma sicuramente, come detto prima, nella contestualizzazione dei ragazzi che lo vivono oggi, per cui la compagnia teatrale sono tutti ragazzi giovani che vivono questo tema, per cui lo vivono loro. Da un punto di vista stilistico, ecco, lei mi parla di Sorrentino, diciamo, da un punto di vista di regia e di fotografia, per appunto sono tante modalità nuove. Noi avevamo una grande sfida. La prima era che gran parte del lato fiction, quindi del documentario, fosse girata all'interno di un teatro, per cui colori neri, scuri, per cui lì tutto un tema di riprese di un certo tipo e di uso di luce in un certo tipo. E la seconda invece che noi abbiamo dedicato molta attenzione nella narrazione visiva dei luoghi lecchesi, perché per noi era importante raccontare il territorio di Lecco, che, ripeto, è un territorio che non è conosciuto. Per cui sicuramente lì lei mi ha citato Sorrentino, soprattutto nelle ultime opere, quando si dedica, ormai fa dei quadri, ci sono dei registi che sono per me molto belli da vedere, perché compongono l'immagine, compongono la scena immaginando come idea un quadro, per cui lo dipingono nella loro testa e quindi danno veramente risalto ai colori, ai paesaggi. E noi su quello ci siamo concentrati di più nella parte di narrazione visiva del paesaggio. Per noi era veramente importante. Ci sono degli scenari meravigliosi, c'è il lago, ci sono le montagne a un passo, tutto il paesaggio collinare. Luoghi che Manzoni tra l'altro ha abitato e vissuto attivamente, quindi siamo andati a ricercarli per cercare di raccontarli al meglio. Ecco. Quello è sicuramente, non c'è un taglio di modernità inteso come magari una ripresa fatta col cellulare, questo tipo di rottura della quarta parete, perché poi noi la quarta parete la interrompiamo invece con le verticali dei 4 esperti che abbiamo chiamato per raccontare ulteriormente in maniera frontale i nostri temi, che sono Eleonora Mazzoni, Stefano Motta, Peppe Vessicchio per il lato del rapporto con la musica e con Verdi. Sappiamo che Manzoni aveva un grandissimo rapporto di stima reciproca soprattutto con Verdi, e Gianni Canova invece per tutto quello che è la rappresentazione cinematografica e televisiva di Manzoni. Per cui non abbiamo a livello visivo una sporcatura, dico sporcatura per usare un termine improprio, con magari un telefono, un girato a telefono, con uno stile come magari abbiamo visto nella ripresa di Sanremo quest'anno, degli stili di ripresa un po' social, tra virgolette. Però il nostro focus è stato, per noi come produzione, carta bianca regista per effettuare le riprese come preferiva da un punto di vista stilistico, ma con un focus importante sul territorio, quindi sul racconto visivo del paesaggio. Quello per noi è stato veramente fondamentale. Siamo in chiusura. Tra l'altro ci tengo a dirlo, non l'ho visto non per negligenza ma per imperizia, perché non usando mai Rai Play mi sono ingamberato e quindi sopperirò no, perché sarebbe stato opportuno anche che io lo vedessi, ma purtroppo non sono riuscito a far partire, non lo uso mai e quindi spero che questa intervista le abbia fatto venire ancora più voglia di vederlo. Adesso veramente si deve incaponire sul sito di Rai Play finché non riesce ad arrivare alla visione di Rapsodia, poi lo richiude, cancella la chiave, però Rapsodia va visto a questo punto. No, dottor Rappello, io ero già convinto prima, devo dire che lei, il modo in cui ha spiegato tutto questa vostra opera mi ha convinto ancora di più, e complimenti anche per questo. Un ultimo punto, dove andarlo a vedere? Perché so che verrà proiettato in un cinema Lecco, proprio a casa, giocherà in casa, e quindi un ultimo riferimento a chi ci ascolta. Abbiamo già detto Rai Play, insomma le lascio la parola per rivolgersi ai nostri ascoltatori, che sicuramente, posso dire, quando ho presentato la trasmissione, perché c'è una trasmissione precedente, questa che si chiama Oltre la pagina, terza pagina, quando ho spiegato che avremmo parlato di Manzoni, sono arrivate più di telefonate, WhatsApp interessate, perché Manzoni sicuramente interessa ancora molto e tanto anche gli ascoltatori di Radio Libertà. Quindi un ultimo un riferimento per loro. Intanto io, se posso, le chiedo la gentilezza, io
tornando un attimo al discorso iniziale sulla fiducia dei giovani, io ci tenevo veramente a ringraziare in primis Monsignor Davide Milani e Mauro Piazza, e a seguire Ferrovie Nord Milano e Gruppo A5, perché ci hanno dato fiducia e supportato appunto con questa assioma dell'Under 35, e tutti si riempiono, come abbiamo detto, la bocca del tematica, no? di valorizzare i giovani, spazio ai giovani, largo ai giovani, però nel pratico sono pochi i soggetti che lo fanno, per cui io volevo fare veramente un ringraziamento a loro, perché l'hanno fatto, ci hanno dato fiducia, e spero di averla ripagata a modo. E sì, oltre che su RaiPlay, noi adesso stiamo organizzando proprio con il gruppo A5 il 5 marzo alle 20:45 una presentazione del docufilm a cui seguirà un dibattito. Ci sarà appunto al Nuovo Aquilone, nel cinemateatro che c'è a Lecco, una proiezione del docufilm, e poi ci sarà un piccolo dibattito con me, appunto Davide Rampello, che è l'ideatore, Andrea Longhini, che è il regista, e William Gray e Angelo Urgo, che sono i due autori. Per cui sicuramente chi dovesse essere interessato, anche lei, se qualora non riuscisse di nuovo ad accedere a RaiPlay, venga il 5 marzo a Lecco, al Teatro Aquilone, e ci leviamo ogni problematica. Allora, mi congratulo anche per la sua esposizione molto chiara e completa e persuasiva, devo dire, di Daniele Rampello, che è CEO e founder della Rampello Partners e produttore appunto di Rapsodia Manzoniana. Grazie, io mi auguro veramente, anzi sono convinto, dottor Rampello, che ci sentiremo, perché non si ferma qui, la Rapsodia Manzoniana e anche altro ancora, naturalmente. Io Grazie di tutto. Grazie mille dello spazio e dell'intervista molto puntuale. La ringrazio molto e una buona continuazione. Che tardi.
Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. La critica è unanime. A Real Pain è uno dei migliori film dell'anno. Io e Dave siamo cugini. Nostra nonna era di qui, così Dave ha pensato a questo tour polacco geriatrico con voi, brave persone. Candidato a 2 premi Oscar. Gli voglio bene e lo odio e vorrei essere lui. A Real Pain, dal 27 febbraio solo al cinema. A febbraio... Va tutto bene, signora Darcy? Oh mio Dio, sotto quest'albero crescono uomini. Bridget Jones ritorna. Daniel! Piccolo Darcy, che si dice? Per un ultimo capitolo. Bridget Jones, è ora di vivere. Ti ho messa su Tinder. Bridget Jones, un amore di ragazzo, dal 27 febbraio al cinema. Dopo Perfetti Sconosciuti, la nuova commedia di Paolo Genovese. Ti ha fatto strano l'invito a casa? No. Mi piace il nido. Sono molti i pensieri che affollano la mente. Titolito. Ma il nido, no, dai! Follemente. Vogliamo sdraiarci a tavola? Per me è un grande sì. Controllati, era ironica. Dal 20 febbraio al cinema. A marzo. E lo sbirro diventa gangster. Il film più adrenalinico dell'anno. Tu non sei un killer, io sì. Arriva solo al cinema. Andiamo! Sei pronto? Ci puoi scommettere. Gerard Butler. Nella tana dei lupi 2. Pantera. Nessuno può fregarmi. Dal 6 marzo al cinema. Cara zia Lucy, stiamo venendo a trovarti! Una vacanza di famiglia in Perù! Nessuna vacanza di famiglia! Non abbiamo idea di dove sia. È mai stata così avventurosa! Devo trovarla. Ho fede che sopravviverete. Sarà divertente! Vedrete da dove vengo. Con la voce di Francesco Mandelli. Paddington in Perù, dal 20 febbraio al cinema. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Di nuovo in diretta in simultanea con noi. Oggi è una giornata un po' così. 14.09. Allora, tra poco qui Parlamento, intanto andiamo a leggere i vostri interventi. Trovo molto centrata questa lettura, si chiama Promessi Sposi, ma in realtà è un romanzo di denuncia molto ben mascherato. Io ci vedo molto il nipote di Beccaria, anche erede degli enciclopedisti, accanto a una morale cristiana che era quella autentica delle origini e che è sempre più scaduta. Niente, scusate, nel bigottismo ipocrita. Mi dispiace non poterti nominare, tu che scrivi questa, quella del morale cristiana, molto interessante questo argomento, quindi complimenti per questa lettura, te ne sono grato o grata, vediamo, no, niente. Il nipote di Beccaria. Ah, perfetto. Allora, poi qui c'è un messaggio vocale, ascoltiamolo insieme, lo faccio partire ora. Sorrentino, perché Pupi Avati dove lo metti? Ciao. Stavo parlando, sì, io ho detto tra i pochi grandi registi, Sorrentino perché si parlava dello stile clip, cioè dicevo che io appartengo a quella generazione molto influenzata dalla video music degli anni '80 e parlando di stili cinematografici ho alluso, Pupi Avati non è chiaramente per motivi anagrafici, non è influenzato dalle videoclip, resta un grandissimo regista. Va bene, dove lo metti? Pupi Avati merita di essere anche lui ricordato, questo, no, e non perché lo dico io, ma perché appartiene comunque al meglio del cinema italiano. Luca voleva anche fare la clinica, Zaia. Luca voleva fare anche la clinica del cambio del sesso e questo ci ha dato da pensare che voglia cambiare anche lui il sesso da Luca Lucrezia. Chi è questo? No, mettiamo le cose come stanno, per favore.
e lo ha spiegato molto bene Luca Zaia, altro che Luca e Lucrezia, vabbè, ognuno può fare l'ironia che vuole. Per legge, ha spiegato Zaia, deve essere previsto all'interno di un servizio ospedaliero, deve essere previsto questo tipo di la possibilità di fornire a chi lo necessiti questo tipo di interventi. Quindi se poi ormai, ripeto, ho visto ieri la cattiveria, ho pubblicato un vecchio ritratto, perché ormai non riesco più a disegnare purtroppo, ma cioè non purtroppo per l'arte, purtroppo per me, non perde niente l'arte, tranquilli, ma era del 2023 questo ritratto del Papa e ho visto degli interventi anche di persone a me care, che mi sono vicine, però e quindi evidentemente siamo ormai preda di una cattiveria collettiva. Vabbè, comunque io non contesto nulla, non me ne può importare di meno, però puntualizzo, bisogna puntualizzare e quindi prima di scrivere certe cose, arrivare a certe conclusioni, se ci si arriva sbagliando perché mancano le informazioni, io sono qua per questo, quando le ho ve le fornisco. Poi se volete continuare a mantenere le vostre convinzioni, lo fate con delle informazioni in più. Va bene, andiamo allora. Vediamo a proposito. Mosca, Zelensky è patetico, la replica. Trump vive di disinformazione russa. Il Papa e la polmonite bilaterale. Stamattina si è alzato, si è messo in poltrona, al cuore regge bene il TAC, il cambio di terapia. Nazisti fanno giri immensi e poi ritornano. Balorda nostalgia, c'è tanta voglia di svastica. In Germania le famiglie che vivono secondo il credo Volkisch, l'ideologia ottocentesca da cui nacque il nazismo, si allargano a macchia d'olio. I Volkischken vivono principalmente nei villaggi della Bassa Sassonia, si vestono come contadini dell'Ottocento, fanno moltissimi figli e diventano parte integrante della comunità. L'obiettivo: colonizzare il paese cacciando gli elementi che ritengono impuri, stranieri, ebrei, diversi, e riprendersi la loro Germania. La zona della Bassa Sassonia è quella in cui il nazismo attecchì in modo così forte che dopo la guerra le comunità locali nascosero Adolf Eichmann. E allora fermiamoci perché cos'è questo? Via Mentana, cronaca vera, a Cizzolo, paesino in provincia di Mantova, lo strafalcione del cartello stradale Via Mentana è stata dedicata al giornalista Enrico, anziché alla battaglia combattuta nel Lazio nel 1867. Un errore. A me, vedete che quanto sono ignorante. Ero convinto fosse in Sicilia la battaglia di Mentana. Un errore partito dagli uffici comunali: per legge le vie non si possono essere dedicate a personaggi ancora vivi. Per legge di buon senso, te lo immagini? Via Pellegrini Pierluigi. Se ci passo in mezzo mi abbandono a profondi e copiosi gesti apotropaici, perché una via che quando ancora sei vivo, no, per favore, minimo di cattivo gusto. Va bene, scherziamo, ma non scherziamo adesso con Qui Parlamento. Chi abbiamo per Qui Parlamento? Gianangelo Boff è un cognome dalle mie parti e quindi gioco in casa. Allora, per Qui Parlamento Gianangelo Boff e poi ci risentiamo per Segui la Lega. Qui Parlamento. Presidente, onorevoli colleghi, sottosegretario, questo decreto è importante per dare una rapida attuazione in modo anche efficace al nostro PNRR, che può cambiare i destini del nostro Paese. Dobbiamo velocizzare, ottimizzare i tempi di pianificazione, approvazione e esecuzione dei tanti progetti che abbiamo in piedi. Il primo di questi temi, che viene affrontato proprio nell'articolo 1, sono le periferie, che non sono semplicemente un luogo geografico, ma sono contenitori di rabbia, voglia di riscatto del nostro Paese. Vede, Presidente, noi non stiamo dalla parte di chi fa la rivoluzione dai salotti radical chic, noi non stiamo dalla parte di chi pensa di risolvere i problemi del nostro Paese imbrattando i monumenti o bloccando le strade, ma poi vivono con le carte di credito dei genitori.
Noi non siamo neanche dalla parte di chi crede che quella rabbia e quella voglia di riscatto vada spenta e umiliata con i sussidi di Stato come il reddito di cittadinanza, o ancora peggio anestetizzata con le canne. Noi vogliamo che lo Stato stia al fianco di questi giovani, che dia loro una prospettiva, una speranza. Vogliamo che la rabbia diventi ambizione, orgoglio di avercela fatta. Questo per i progetti come a Rozzano, Alessandrino, Scampia Secondigliano, Orta Nuova, Rosarno San Ferdinando, San Cristoforo, Borgo Nuovo, luoghi che nelle cronache conosciamo da decenni. In questi luoghi, dove spesso anche le amministrazioni locali hanno evidenziato i loro limiti oggettivi di azione, proprio qui abbiamo affiancato agli amministratori commissari, con poteri speciali che possono affiancarsi ai territori per dare a questi territori la risposta alle loro speranze come meritano. Vede, qui una riflessione va fatta, perché ho sentito parlare tanto dei sindaci che noi commissariamo, cosa che ha ribadito più volte anche il sottosegretario essere falsa. In realtà noi abbiamo bisogno dei commissari per riuscire ad intervenire sul nostro paese in maniera efficace e rapida rispetto a normative, rispetto a procedure. Ho sentito parlare di procedure come non importa se il malato muore, importante è che sia stata rispettata la procedura, perché noi siamo il paese delle procedure e siamo imbrigliati in queste norme, in queste procedure che sembrano per noi le tavole di Mosè, e in realtà noi siamo al governo per cambiare questo sistema. Noi vogliamo che la burocrazia ci sia, noi vogliamo che i controlli ci siano, ma devono essere efficaci, snelli, veloci e non devono fermare il nostro paese. Questo è il nostro motivo di essere qui. Il riscatto di questi cittadini è il sentimento che serve a quella parte del nostro paese che vuole emergere, che vuole rompere le catene dell'assistenzialismo, che vuole essere protagonista del proprio destino, con fierezza, orgoglio e libertà. Con questo provvedimento vogliamo anche affrontare un tema annoso, come il problema idrico in Sicilia. Il commissario, con i suoi poteri, si affianca alle autorità locali per dare attuazione ai progetti dei dissalatori di Porto Empedocle, Trapani e Gela. Altro evento importante che quest'anno ci onoriamo di avere è il Giubileo, e consentire una giusta collaborazione con i giusti provvedimenti normativi da parte della protezione civile con chi poi dovrà gestire il Giubileo è una cosa molto importante, perché oltre agli investimenti, ai tanti investimenti che si stanno facendo per questa grande manifestazione, poi c'è anche tutto l'apparato organizzativo che con l'aiuto della protezione civile sicuramente può dare un effetto migliore e una gestione migliore degli eventi. Come gruppo Lega ci siamo impegnati in questo provvedimento per intervenire con quelli che sono i nostri temi e i nostri argomenti. Con un nostro emendamento abbiamo implementato di 15 milioni di euro il fondo per inserire i giovani con disabilità under 30. Abbiamo dovuto implementare questo fondo proprio perché, grazie al grande lavoro del ministro Locatelli, si è appurato che i fondi erano esauriti. Perché c'era stata una forte richiesta, e questo si è rivelato essere un progetto che funziona, un progetto che ha avuto la sua efficacia e un progetto che ha dato i propri risultati. Un paese civile deve dare opportunità a tutti. Opportunità, non assistenzialismo. Nessuno deve essere dimenticato, e quindi questo va proprio nella giusta direzione, va nel segno giusto. Sempre con un nostro emendamento promuoviamo quella sinergia tanto osteggiata dalle sinistre della collaborazione tra il pubblico e il privato. Noi abbiamo un'infinità di beni demaniali e attraverso la giusta sinergia fra il pubblico e il privato, il pubblico deve stabilire le regole, il privato deve fare gli investimenti, ma se questo viene fatto bene, come cerchiamo di fare, possiamo valorizzare beni demaniali andando anche a prevenire quello che è il dissesto idrogeologico e rivalutare questo patrimonio che è del nostro paese. Un altro intervento importante, tanto voluto dal nostro gruppo, è la diga di Vetto, che se noi guardiamo le problematiche che oggi ha il nostro paese è, penso,
un degno esempio di cosa, del to do, di cosa sarebbe da fare. Cioè noi andiamo a realizzare una diga che consente la prevenzione del rischio idrogeologico, e ci ricordiamo fino a un anno fa i problemi che hanno avuto quei territori con il problema idrogeologico. Risolviamo il problema dell'approvvigionamento irriguo per le coltivazioni di quei luoghi. Ricordiamo che l'Emilia Romagna è uno dei paesi che produce la gran parte dei prodotti ortofrutticoli di tutto il paese, e quindi avere delle risorse a scopo irriguo, soprattutto nel periodo estivo, è un valore molto importante. Ma poi anche una diga produce energia elettrica green, cioè riusciamo a produrre energia elettrica green. Qui abbiamo messo un commissario, perché ovviamente a volte bisogna superare i veti, le lentezze ideologiche che rallentano lo sviluppo del nostro paese. Perché vedete, cioè non possiamo essere green e poi porre veti o rallentare quando ci sono da fare gli investimenti. Essere green, essere innovativi, dare servizi ai cittadini vuol dire fare investimenti, vuol dire agire sul territorio e fare quelle infrastrutture che sono necessarie. L'Unione Europea col PNRR interviene anche sui dimensionamenti scolastici, impone i dimensionamenti scolastici. L'obiettivo che questo governo vuole raggiungere, senza tagli di servizio o di risorse, ma invece di reinvestire sempre all'interno del sistema scolastico le economie che si creano. Dice il falso chi dice che le scuole chiuderanno. Nessuna scuola chiuderà. Ripeto, le imposizioni sono proprio con il PNRR dell'Unione Europea per andare in questa direzione. Per noi è un dogma che un paese che vuole correre, un paese che vuole produrre, un paese che vuole intraprendere deve consentire lo spostamento di persone e merci su infrastrutture veloci, moderne, green, e per questo per la Lega questa è sempre una priorità. Gli investimenti che sta portando avanti il ministro Salvini al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti vanno proprio in questa direzione, per avere un paese moderno, un paese veloce, un paese che faccia muovere l'economia. Il completamento del nodo ferroviario del porto, tra il porto di Genova e il Terzo Valico dei Giovi, è un importante snodo portuale. Così importante perché ovviamente Genova è uno dei porti principali del nostro paese e essere collegato è fondamentale. Il commissario che sarà nominato avrà risorse e poteri per dare piena attuazione a questo rilevante progetto. Vorrei ritornare ancora sul tema dei commissari, perché un esempio l'abbiamo avuto in maniera plastica. L'Italia è il paese delle opere che hanno templi biblici nella loro realizzazione, ma poi abbiamo visto che nominando Bucci, oggi governatore della Liguria, commissario al Ponte Morandi, allora era sindaco di Genova, improvvisamente siamo riusciti a realizzare in pochissimo tempo un ponte, cosa che in Italia era impensabile e inimmaginabile. Quindi i ruoli commissariali funzionano. La Lega vuole scommettere sulla voglia di riscatto delle periferie, vuole scommettere su un paese libero, veloce, con più sì e meno no, con meno burocrazia inutile, con più fiducia e più responsabilità. Per questo il nostro gruppo Lega Salvini Premier voterà favorevolmente a questo provvedimento. Grazie onorevole. È iscritto a parlare il deputato Lai. Qui Parlamento. Allora andiamo avanti. Dunque, da Pordenone a Milano uno non è emigrato, vabbè, questo è il solito poverino, questa persona che pur essendo mi risulta milanese si dimentica veneti, terroni del nord, e l'emigrato, questo poveretto, un povero di spirito, non so neanche perché perdo tempo, no? Dice l'emigrato, tu non hai bisogno del passaporto, quindi piantalo di definirti immigrato. Allora, non mi risulta che i terroni del nord che sono venuti qui a Milano, in Piemonte, Lombardia, e i terroni del sud, idem, siano venuti col passaporto. Quindi, ma io perché devo perdere tempo con questa gente qua? Su, dai, come si dice in dialetto veneto, molami, dai, molami. Anzi, sai cosa c'è? Non vale neanche più la pena. Guarda, lo cancello persino, perché proprio non
quando c'è la malafede, l'ignoranza, la cattiveria, qui non è la cattiveria dell'oggi, è proprio è la persona che è fatta male, anzi no, lo lascio lì, al pubblico ludibrio. Ma perché me la prendo per queste ariette, per non dir di peggio. Andiamo avanti, con tra poco Segui la Lega e poi, vediamo, facciamo partire un piccolo allora, 1 minuto, visto che questo pessimo messaggio mi ha, diciamo, mandato la luna di traverso, un Goblin, ma non un Suspiria, Suspiria lo mettiamo alle 14:30. 1 minuto di Goblin, il terzo che ho messo lì. Vediamo, scusami. Ecco dai, mettiamo 1 minuto e poi chiudiamo sì, e poi chiudiamo con Segui la Lega. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla Pellegrina o segua te alla Marciana. Sono sul sito legaonline.it. Potete fare molte cose, iscrivervi per esempio dimenticavo la firma per sostenere le forze dell'ordine e le proposte leghiste nel DDL sicurezza. Iscrivervi è molto semplice, sono 10 euro anche tramite PayPal, senza nemmeno la necessità che siete iscritti a PayPal, il codice fiscale e altre richieste, e quindi vi viene inviata la maggiore per vie postali. Ma se ci sono le poste italiane di mezzo, io raccomando ampi, profondi e calorosi gesti apotropaici alle femminucce, ai maschietti, a tutti i sessi previsti, anche quelli non previsti, perché sono molto inclusivo, la tessera Lega Salvini Premier. E poi vi ricordo anche il momento di autodeterminazione. Nella tua dichiarazione dei redditi scrivi D43, non ti costa nulla. Sono soldi dello Stato, noi però possiamo dirgli dove spenderli. Questo è un redazionale della Lega, quindi veramente a cuore leggero indichiamo il D43, D di Domodossola, 4 il voto in matematica, 3 il numero perfetto. E infine le uscite degli eroi della Lega, i suoi protagonisti, i politici. Abbiamo
vediamo un po'. Adesso queste sono domani alle 23 Claudio Borghi, Piazza Pulita sulla 7, lunedì 3 marzo 24 mattino, Radio 24 con il responsabile economia della Lega Alberto Bagnai in ora antelucana nel cuore della notte, perché vi parla alle 8:35 del mattino, 24 mattino, Radio 24. Stop a tra poco per parlare dell'estremismo islamico e del terrorismo islamico. Eccoci di nuovo in diretta e parliamo di un tema molto serio, molto grave. Parliamo degli attentati che ci sono stati in Germania. Vi ho detto anche, se andate
sul sito di OCS.report trovate anche l'elenco dei più recenti, mentre Francesca Musacchio si è occupata sul tempo di coloro che hanno commesso attentati, non ultimo, quello di Monaco è l'ultimo, ma non è isolato, ce ne sono almeno una dozzina negli ultimi anni di queste figure di attentatori che hanno compiuto delle stragi orrende. Quelle di Nizza e del Bataclan sono quelle forse più drammatiche e spaventose, e sono passati attraverso l'Italia, sono sbarcati in Italia, e quindi di questo bisogna parlare, bisogna ricordarlo, altrimenti qualcuno fa finta di nulla. Allora, intanto abbiamo Francesca Musacchio, la saluto, la ringrazio. Ciao Francesca. Grazie a voi, buon pomeriggio, bentrovati. Allora, Francesca, da dove possiamo partire? Questo, intanto i 12 sono quelli che sappiamo, di cui abbiamo riscontro perché sono stati autori. Noi non sappiamo poi quanti siano tra i fiancheggiatori e abbiano in qualche modo collaborato. Quindi è un fatto serio. Come mai? Come succede che scappino attraverso, a parte che non ci sono controlli, quindi non scappano attraverso nessuna maglia purtroppo. Ecco, ma cosa manca per impedire, cosa non c'è per fare in modo che queste persone non arrivino in Italia per poi commettere questi atti tremendi? Ma guarda, banalmente è una questione di numeri ed è evidente che se entrano migliaia e migliaia di persone all'anno, poi a un certo punto, ripeto, banalmente per una questione di numeri, fra tutte queste persone ci sarà quello che è malintenzionato alla partenza o che, diciamo, una volta arrivata in Italia e poi in Europa, rendendosi conto che non è quel posto meraviglioso dove tutti diventano ricchi, come magari è stato descritto loro prima della partenza, entrano in percorsi di disagio sociale, non trovano lavoro, fanno fatica ad integrarsi, eccetera, eccetera, e quindi possono sviluppare un odio verso il paese che li ospita. E poi in realtà abbiamo esempi anche di persone che in qualche modo potevano essere integrate, che invece non hanno fatto lo stesso, e allora lì tutta questa teoria cade, no? Io credo che il problema, più la causa, più rilevante è il fatto che i numeri sono troppo alti, ok? E che quindi all'interno di queste migliaia di persone che arrivano in Italia e vanno in Europa c'è sicuramente qualcuno che prima arriva già così, come dire, condizionato, oppure cambia dopo, e quindi il problema è a monte, cioè il fatto che tutte queste persone che arrivano poi dopo in qualche modo le perdiamo di vista, perché sono troppe, perché sono tante, e quindi diventa problematico controllarle. Ecco, c'è un modo, possiamo ragionevolmente dire che se non ci fosse questo far rientrare senza se, senza ma, sarebbe diverso, no? Questo, diciamo, lo si può evincere anche con un ragionamento abbastanza logico. Volevo capire però, c'è comunque il rischio che in ogni caso, anche attraverso dei controlli più severi, queste persone comunque, perché abbiamo i lupi solitari, abbiamo tanti fattori, mi chiedo, nel panorama complessivo di questi attentati tremendi, quanta incidenza ha avuto il fatto che così tante persone siano libere di sbarcare senza controlli o senza controlli adeguati in Italia? La domanda, insomma, faticosa è, ma la logica è:
questi attentati sarebbero avvenuti comunque in altro modo per altri percorsi, visto il rapporto che si sta creando tra l'Islam e l'Occidente e l'Europa, oppure avrebbero potuto essere questi controlli adeguati un argine serio, un argine importante? Ma allora guarda, se fossero avvenuti lo stesso o meno, questo naturalmente non lo possiamo dire, non lo sappiamo, non abbiamo la prova contraria, quindi non lo sappiamo. Però possiamo dire che diciamo l'ingresso elevato di persone alla frontiera dell'Europa mensilmente, quotidianamente, annualmente, sicuramente aumenta il rischio. Tra l'altro poi questo è un problema che si collega ad altri problemi, cioè un po' un cane che si morde la coda, perché alla fine come dire, mancata o no integrazione, errori o no dell'Europa, dell'Italia, dell'Occidente in generale nei percorsi di integrazione. Poi in realtà abbiamo avuto dei casi come il medico che ha colpito in Germania, era metà dicembre se non sbaglio, il cinquantenne che ha fatto la strage a Magdeburgo, saudita, medico, integrato, eccetera, eccetera, ha fatto lo stesso. Quindi quell'integrazione e quella, quel percorso che può in qualche modo innescare la rabbia, qui non ci doveva essere. Lui addirittura pare fosse arrabbiato contro l'Islam radicale, arrabbiato perché non facevano entrare in Germania più arabi. Insomma, come vedi è difficile poi dare una motivazione e dire no, ma se avessimo fatto così non so. La verità è che purtroppo in determinati contesti e in determinate culture l'odio verso l'Occidente è talmente forte, verso gli infedeli, che può manifestarsi in svariati modi. Ecco, mettiamola così. È chiaro, è evidente, voglio sottolineare che non tutti gli immigrati sono così, che la maggior parte degli immigrati non fanno questo, che la maggior parte vengono qui per lavorare, per avere una vita migliore, e qualora non dovessero trovare una vita migliore non fanno attentati, è evidente. Però c'è quella parte che purtroppo è, voglio dire, il paragone può sembrare assurdo, però lo voglio fare perché altrimenti ci dimentichiamo anche la nostra storia. Non tutti gli italiani, anzi la maggior parte degli italiani che sono emigrati negli Stati Uniti, in America, la maggior parte non erano mafiosi, non erano malviventi. Hanno lavorato, hanno vissuto in condizioni popolari, ma non hanno fatto i mafiosi. Eppure noi continuiamo, anche diciamo dall'estero, continuano adesso forse un po' meno, ma per anni il luogo comune era che arrivavano gli italiani, arrivavano i mafiosi, ok? E questo evidentemente non era così, questo principio deve valere anche per gli altri, però è un fatto che l'immigrazione senza controllo aumenta il rischio, questo lo dobbiamo dire, ce lo possiamo dire, soprattutto non è contestabile da questo punto di vista. E quindi ci troviamo ciclicamente a raccontare sempre le stesse storie, come in una specie di gioco dell'oca. Torniamo sempre al punto di partenza, ci sono sempre le stesse storie, le stesse dinamiche, l'accoltellamento, oppure il tipo che con una macchina stende decine di persone. È sempre la stessa storia, quindi probabilmente anche noi abbiamo sbagliato qualcosa, e quello che stiamo continuando a sbagliare in realtà è il fatto che continuiamo a non bloccare questo tipo di immigrazione. Poi possiamo anche approfondire, se vuole, la problematica delle politiche di integrazione, quello assolutamente sì, però cambiare la testa di qualcuno diventa difficile se non gli dai un'alternativa, no? In questo quadro, Francesca, si inserisce anche la cronaca degli ultimi anno e mezzo, due, cioè il 7 ottobre, la striscia di Gaza, i rapporti difficili che tu hai riportato in un articolo sul Tempo tra il mondo ebraico italiano d'Italia e il Vaticano, delle scelte considerate troppo filo-palestinesi, soprattutto da parte del Papa,
e poi anche il fatto che il Papa nel suo ultimo libro si è interrogato si è domandato, possiamo chiamarlo genocidio, quello che sta accadendo a Gaza, e questo tu hai scritto è stata una bomba insomma per gli ebrei d'Italia, e anche questo mi sembra sicuramente non contribuisce a raffreddare gli animi. No, no, diciamo che la posizione della Chiesa nel conflitto fra Israele e Hamas è una posizione che purtroppo in quest'ultimo anno qualche volta, spesse volte, è risultata sbilanciata da una parte, cioè quella dei palestinesi. Ora, per carità, questo è un fatto che ovviamente sono morti migliaia di palestinesi, questo ok, sarebbe stato tragico se ne fosse morto anche solo uno, e questo l'abbiamo sempre detto. Detto questo, la posizione del Vaticano non è stata equidistante, ha comunque, come dire, accusato più o meno velatamente Israele di esagerare a Gaza, con parole e gesti che non erano, diciamo, sicuramente difficili da interpretare, e questo ha ovviamente compromesso, non sappiamo quanto irrimediabilmente, i rapporti tra la Chiesa e la comunità la comunità ebraica italiana, e non solo, anche i rapporti con Israele. Quindi ci sono state varie, diciamo, posizioni espresse anche dall'Assemblea Rabbinica Italiana nella relazione sull'antisemitismo in Italia, che è uscita qualche giorno fa, dove ad esempio diciamo tra come elemento che ha contribuito all'aumento esponenziale di casi di antisemitismo in Italia, secondo questa relazione un contributo determinante è stato fornito da alcuni esponenti della Chiesa Cattolica. Qui non mette non cita il Papa e nessuno, però parla di alti esponenti della Chiesa Cattolica e del mondo culturale, del mondo woke, e lì sappiamo a chi si può riferire, e soprattutto quando diciamo sottolinea il fatto che ancora importanti rappresentanti della Chiesa hanno riesumato quei capisaldi della polemica antifidaica che conosciamo tutti, no? Che quindi gli ebrei sono crudeli, che si vendicano, eccetera, eccetera. Tutto questo non ha contribuito sicuramente a un clima disteso. Dopodiché noi possiamo essere d'accordo con Gaza, possiamo essere d'accordo con Israele, per carità, noi singoli privati cittadini possiamo esprimere il parere che vogliamo, ma altre istituzioni come il Vaticano e il Papa probabilmente, anzi quando parlano ogni parola ha un peso molto molto importante, quindi forse in alcune circostanze si sarebbe potuto dire le cose in modo diverso, perché poi adesso anche parte diciamo della Chiesa non sposa esattamente l'orientamento bergogliano nei confronti della politica di Israele, e quindi ha creato, almeno questo ci arriva da fonti interne al Vaticano, ha creato una specie di direttura di struttura anche all'interno del Vaticano. Ripeto, qui non si tratta di decidere di essere pro-Israele o pro-palestinesi, qui è un discorso di istituzioni, e quindi lo abbiamo visto in questi giorni con il caso della Russia, che ha attaccato le parole di Mattarella, quanto le parole di un altro esponente di un paese, in questo caso di un Presidente della Repubblica, possono avere un effetto o un altro sulla controparte, no? E quindi quando si parla perché c'è un motivo.
E allora, tornando diciamo alle questioni fra mondo cattolico e Israele e comunità ebraica, ecco, questo è quello che è successo. Poi, se vogliamo anche scendere un pochino di più nei dettagli, la prima bomba è esplosa quando l'ultimo libro del Papa, a un certo punto lui scrive che forse quello che accade a Gaza potrebbe avere le caratteristiche di un genocidio, e invoca un'indagine per determinare se questa definizione, quello che sta accadendo, si inquadra o meno nella definizione tecnica di genocidio. E quindi questo diciamo è stato il primo atto. Poi però ce ne sono state altre dichiarazioni in questo anno e mezzo, e alla fine di tutta questa storia, a Natale 2024, quindi quello appena trascorso, Gesù Bambino esposto nella sala, mi pare fosse l'aula Paolo VI in Vaticano, Gesù Bambino era avvolto in una chesia, e quel presepe è stato realizzato dai palestinesi. La butto lì. E se quel presepe, invece che farlo realizzare ai palestinesi, avvolgere Gesù Bambino con la chesia, fosse stato realizzato da ebrei e palestinesi senza simboli di riconoscimento né dell'uno né dell'altro, non sarebbe stato meglio? È una domanda a cui non ho risposta, perché non ho avuto modo di intervistare il Papa, mettiamola così. Però secondo me una cosa del genere avrebbe potuto evitare incidenti diplomatici, perché di questo si tratta. Invece Un'ultima, la scelta. Prego. Francesca, un'ultima domanda, una curiosità. Allora, noi adesso abbiamo parlato delle posizioni di Bergoglio, però aggiungiamo che ci sono manifestazioni di piazza nelle università dei pro-Pal. Mi stavo quindi con posizioni, diciamo, ancora più bergogliane, se vogliamo, molto di più, ovviamente, forse sto esagerando con le parole, ma sicuramente abbiamo tanti giovani che appoggiano i palestinesi. C'è, c'è un possibile legame tra questo mondo giovanile pro-Pal e i potenziali terroristi che poi sbarcano? Si crea un legame quando potenziali terroristi sbarcano a Lampedusa e sulle coste italiane e poi attraversano, diciamo, la dorsale appenninica per andare in Europa. Non mi risulta ancora, sono stati trovati dei contatti, c'è qualcosa, ti chiedo, o possibilmente, o potrebbe crearsi qualcosa. Ma certo, ma si crea sempre, voglio dire, il terrorismo di matrice islamista accoglie ogni motivazione utile, trasformandola, rendendola funzionale alla sua causa. Quindi, quindi quello che accade a Gaza è assolutamente, come dire, funzionale alla causa del terrorismo di matrice islamista, che quindi potrebbe colpire il singolo oppure il comando, mettiamola così, rivendicando l'attacco per i palestinesi. Cioè, non c'è nulla di più facile. Ma poi le propagine di Hamas hanno raggiunto l'Europa, ma già da tanto tempo, quindi ci sono degli esponenti più o meno noti, più o meno caratteristici, più o meno come dire, importanti di Hamas in giro per l'Europa, quantomeno come dire, simpatizzanti. Ok, non è detto che debbano essere iscritti a ruolo nell'organigramma di Hamas, non serve, come ci sono quelli di Hezbollah. Quindi, come vedi, è assolutamente possibile tutto questo. Il problema è sempre nella individuazione da parte delle forze dell'ordine, dell'intelligence, che diventa difficile se ad esempio si tratta di gruppi solitari, diventa difficile individuare perché sono tante le persone che arrivano, quindi anche controllarle è difficile. Ritorniamo, diciamo, al punto iniziale, si ritorna sempre lì, sono tanti, sono troppi. Le difficoltà di comunicazione sono sempre esistite, cioè proprio la difficoltà di parlare, perché
non si parla la stessa lingua, quindi hai bisogno sempre di un interprete, di un mediatore, e quindi quelli che arrivano subiscono dei controlli, quindi insomma per quello che si può fare poi, ma è un problema che, ripeto, si rincorre da anni, e quindi abbiamo sbagliato tutto, continuiamo a sbagliare, e che Dio ce la mandi buona. E allora chiudiamo aspettando la benevolenza del cielo. Allora, intanto vi segnalo che se andate su OCS.report potete leggere gli articoli e avere ulteriori approfondimenti. OCS.report, il direttore Francesca Musacchio, la leggiamo anche su Il Tempo. Francesca, ti ringrazio molto e risentirci a presto. Grazie a voi, a presto. Allora, andiamo verso la fine. Allora, qui c'è Stefano Dal Brembo. Il tasso dolente del Bataclan di Nizza nei mercati viene giustiziato dai nostri grandi poliziotti. Vabbè, commissariato città di Fiume è una città che era italiana. Va bene, poi magari sto leggendo in fretta. Qui abbiamo Palazzago 14, 15, 16, 21, 22, 23 febbraio, area feste, quindi 21, 22, 23. Vediamo ancora le altre. Nucleare, sì, grazie, Vania Gava, Edoardo Ventafridda, Riccardo Paese, Andrea Pellegrini, moderatore, venerdì 21 alle ore 18, Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale qui a Milano. E allora togliamo anche questo, e grazie anche a questo ascoltatore. Perfetto, andiamo alla chiusura. Ringrazio Sveva, grazie davvero, e ringrazio tutti coloro che hanno seguito anche oggi Radio Libertà. Miau.
Avete ascoltato